Grazie. Gianfranco Sollai, rappresentante di Gentes. E poi si prepara Paolo Porcella. Gianfranco non avrebbe bisogno di microfono, però. Può darsi. Buongiorno a tutti. Se siamo qua non è per caso. C'è veramente bisogno di una classe politica che pensi alla Sardegna. A parer mio sono tre i fattori che impediscono ai sardi di affrontare la sfida che oggi il mondo ci richiede. Primo, lo sfruttamento di quest'isola. Vi dico solo, pensate alle basi militari, oltre il 60% delle basi nell'ambito dello Stato italiano sono in Sardegna, e alle ripercussioni che le stesse hanno sul territorio e sul mare, e quindi sull'attività di pesca, sull'agricoltura e sulla pastorizia. Secondo, le leggi uguali a popoli diversi crea discriminazioni. È come dire che applichiamo a persone che sono diverse le stesse leggi. È una discriminazione, e questo impedisce quindi all'individuo, e in questo caso ad un popolo, di poter esprimere il meglio di se stesso. Terzo, la subalternità della classe politica. E qui ci siamo. Ecco perché noi dobbiamo infondere credibilità, fiducia nel popolo sardo perché possa esprimere il meglio di se stesso. Perché i sardi vogliono esprimere il meglio di se stesso, ma non possono. Voi pensate appunto ai pescatori che elemosinano le indennità e che non si rendono conto che stanno bruciando loro il futuro, perché crea un danno permanente nel mare. Voi pensate alle imprese, medio e piccole imprese, applicare le stesse leggi che ci sono. Noi abbiamo delle imprese che sono piccole, che sono familiari. Non si può applicare la legge, l'ultima inventiva dello Stato italiano qual è? Il Job Act, cioè sostanzialmente dà la possibilità alle imprese di assumere delle persone e con delle esenzioni fiscali. Ma le nostre imprese sono impossibilitate ad assumere nuovo personale anche con queste agevolazioni, perché sono soffocate dalle imposte e dalle tasse. Abbiamo avuto anche nel 2017 altri 300 e passa imprese che sono fallite. E questo perché? Perché appunto applicare le stesse leggi a popoli, a realtà che sono diverse, non funziona. E questo si può risolvere solo ed esclusivamente con una classe politica che non sia subalterna. E quindi per la realizzazione del nostro progetto è necessario sapersi autodeterminare, cioè non essere dipendenti. E questo vale sia nell'ambito dello Stato italiano, ma vale anche in Europa. Ricordiamoci che in Europa sono rappresentati gli Stati, sono gli Stati a decidere le norme da applicarsi nel territorio europeo, non sono le regioni. E una regione come la Sardegna, che è una nazione che ha una sua diversità storica, che non ce la siamo inventata, non può andare avanti con una statualità che non è sua. E allora, se vogliamo veramente dare
ai sardi la possibilità di dare il meglio di se stessi, mettiamocela tutta. Grazie.